Io sono Melissa di Quinta T e ho fatto la traccia C2 e parlava della fatica e secondo me è andata abbastanza bene. Io sono Valentina della Quinta T, ho scelto la B1 che parlava dell'Assemblea Costituente, di un discorso fatto da Saragat prima dell'Assemblea Costituente. E sì, dai, è andata abbastanza bene, mi ero preparata su certi argomenti, diciamo, è andata abbastanza bene. Ecco, dopo le altre prove e dopo le vacanze cosa avete intenzione di fare? E io penso, andrò a lavorare nei mesi estivi, agosto-settembre, e poi penso di provare a entrare a fisioterapia. E io anche lavorerò quest'estate e penso che proverò a entrare all'Università di Lettere a Padova. Ecco, dopo quest'anno l'intelligenza artificiale vi ha aiutato anche nella preparazione di questa maturità? Sì, a me ha aiutato molto perché comunque ho cercato di anche confrontarmi per chiedere delle idee su cosa poter scrivere, comunque per farmi un'idea generale, e mi è stata utile. Anche a me la stessa cosa, ovviamente si usa con consapevolezza, di usarla nei termini giusti, l'intelligenza artificiale, però è molto utile. Basta.